Allora, riprendiamo un po' il filo del discorso. Io volevo, quello che un po' avevo chiesto anche, chiedo un po' a entrambi, perché a questo punto andare che Renzi prenda in considerazione le camere di commercio, eccetera, forse la cosa può essere nata perché magari degli imprenditori non vedevano un'utilità in queste camere, sarà nata anche dal di dentro oppure no? Cioè, ma se vogliamo fare un'analisi, diciamo, su questa cosa degli imprenditori, effettivamente c'è un dato discordante. Noi abbiamo una lettera che parte ad aprile da parte del presidente Squinzi di Confindustria Nazionale che chiede praticamente il ridimensionamento delle Camere, la soppressione delle unioni regionali di cui io sono l'esponente. Questi regionali che sarebbero i coordinamenti poi, sì, tra l'altro. Sì. Tra l'altro i coordinamenti per cercare di razionalizzare, fare associazioni, ma comunque non importa, ognuno è libero di dire la sua, quindi va benissimo, un'associazione importante che però rappresenta una piccola parte delle imprese per quanto importanti, chiede questo e manda uno studio. Cosa si scopre a un certo punto? Che questo studio viene pari pari ripreso nella ipotesi di riforma che è passata in Consiglio dei Ministri del 13 di giugno, dal ministro Guidi, che rappresenta la Confindustria, un ministro che però è di Confindustria. Per cui, ascoltando anche un nastro che abbiamo sentito in Union Camere Nazionale con tutte le motivazioni per cui il presidente Renzi vuole diciamo, mettere in ginocchio il sistema camerale, diciamo riformarlo, va bene? Ma in realtà togliendo i soldi tu lo distruggi un sistema, quindi siamo anche un po' non ipocriti, ma diciamo la verità. Quello che gli dà fastidio alle Camere di Commercio è che sono una corporazione. Ma ora io mi domando, se gli dà fastidio alla corporazione Camere di Commercio, noi rappresentiamo il 100% delle imprese, tutte le imprese. Ha dentro il suo governo due ministri, uno rappresenta Confindustria, della sua città, che rappresenterà il 3, 4, 5% delle imprese sul territorio, per quanto importanti, l'altro Lega Cooperative, cioè non è che abbia molto senso che la ragione sia lottare contro le corporazioni. Poi fra l'altro noi lavoriamo bene a livello territoriale con le associazioni di categorie, ive compresa la Confindustria, quindi credo che sia un afflato, un moto assolutamente centralista e portato avanti d'accordo con alcuni poteri forti a livello centrale, che ha sempre come minimo comune denominatore quella che è la distruzione di tutto ciò che è locale, di tutto ciò che ha una responsabilità di governo a livello locale. Nei momenti di crisi, nelle nostre famiglie, ma nelle nostre imprese, quando c'è la crisi, che cosa fa una persona che è cosciente della crisi e che vuole risolvere la crisi? Chiama a raccolta tutte le forze e dice tutti dobbiamo lavorare per uscire dalla crisi, responsabilizziamoci, la parola d'ordine è responsabilità. Quello che io dico di quello che sta succedendo, e io, attenzione, non sto facendo un discorso di carattere partitico, dico quello che sta succedendo, è semplicemente il contrario. Si deresponsabilizzano i livelli di governo, si deresponsabilizzano le funzioni, si mette al macero ciò che c'è di buono per riformare il buono e andare verso il peggio. Queste non sono riforme. Questo è semplicemente distruggere, per esempio nel caso delle Camere di Commercio, un know-how enorme. Perché quando io faccio il modulo carneata, io permetto, che sono nomi strani, ma sono delle cose che sono essenziali, certo. Io permetto ad un'impresa che le merci che sono in frontiera possano transitare attraverso quella frontiera e quindi alla fine per essere pagata. Lo stesso la dichiarazione d'origine delle merci, che ha una valenza anche penale, perché se il funzionario canale, quindi ci vuole know-how, esperienza per fare queste cose, che vogliono essere quindi buttate via. Quando io faccio quel documento, io posso andare avanti con la fattura, andare avanti col mio commercio, quindi guadagnare. Noi viviamo di export, ormai lo dicevamo poco fa con il nostro Biasioli, viviamo di export e poi creiamo un problema all'export. È come mi viene in mente l'Argentina, che quando è nel rischio default, come sembra ormai che ci siamo noi, ma a un certo punto cosa facevano? Andavano a tassare le esportazioni. Ma ci rendiamo conto che stiamo andando verso questa direzione qui, la direzione di un'Argentina in default. Noi stiamo andando a disturbare le imprese che vogliono esportare, perché le Camere di Commercio aiutano questo, aiutano a trovare nuovi mercati, aiutano a garantire la qualità, il consumatore. Noi abbiamo all'interno delle Camere di Commercio una funzione importantissima a tutela del consumatore, la legalità dei prodotti. Ma all'interno dell'Union Camere noi abbiamo l'Eurosportello, che è l'ufficio di rappresentanza dell'Unione Europea. Abbiamo un centro studi che ha messo sempre in guardia il Paese sugli errori di tutte le manovre che sono state fatte da Tremonti in poi, così non facciamo torto a nessuno, da Tremonti in poi, manovre lineari che non hanno fatto altro che del male al Paese. Assolutamente, un attimo solo che c'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, dove chiama? Da provincia di Venezia, sono sì. Augusto. Prego, prego, dica. Sì, grazie.
volevo dire al signore là che delle Union Camere, quello Sì. che è, secondo me sta parlando un po', anzi penso che stia vaneggiando più che altro. E lo ripeto, vaneggiando, perché le frontiere invece vorrebbero controllate, dovrebbero essere instaurati un'altra volta i dazi, perché non è possibile che ci sono le aziende che fanno marketing, che vanno a produrre all'estero, importano in Italia, e noi che siamo senza lavoro dobbiamo comprare i prodotti loro. Perché l'Union Camere non fa questi problemi, non va a vedere queste cose? A loro interessa che vada fatto il fatturato export, perché qua in Italia abbiamo solo l'export, gli altri sono solo dei miserabili pezzenti. Allora facciamo tutto quanto export, così anche l'Union Camere se ne va all'estero, che è una zavorra alla fine, perché lo so che lo sto vivendo sopra la mia pelle, perché sto facendo una dimissione di una società, mi stanno facendo venire pazzo, perché non sono organizzati, è una cloaca di me. No, non dica parolacce, abbiamo capito il concetto, non si dicono parolacce. Grazie della sua telefonata. Ma io posso dire una visione dell'economia un po' particolare. No, è una visione un po' particolare, nel senso che l'export è l'unica salvezza che in questo momento, forse lo spettatore non ha capito che io non parlavo di import, che l'import sarebbe quello invece che ci farebbe del male se noi importiamo troppe merci e non esportiamo, perché la sua azienda, se vende, evidentemente ne ha un vantaggio, quindi forse non ha sentito bene, anche perché noi in realtà capiamo la disperazione di queste imprese e non è che non stiamo facendo nulla per queste imprese che sono disperate. Il problema è che molti, forse questo, che io anche deduco dalle parole del tuo spettatore e mi rifaccio anche delle mail che ci sono arrivate alla nostra mail, alla nostra posta elettronica, cioè gli imprenditori, piccoli, grandi, medi, sono esasperati dall'eccesso di burocrazia. Esatto. Tutto è difficile, la Camera di Commercio lo vedono come un ulteriore elemento di passaggio per un'ulteriore difficoltà. Però io qua posso però contestare. Allora, la protesta spiegarlo. ovviamente è quella che si sente di più, però noi abbiamo fatto, ma non noi, abbiamo letto di sondaggi fatti da po' di istituti di ricerca che sono autonomi, che sono anche quelli che criticano fra l'altro la burocrazia, e guardate che l'81% delle imprese è soddisfatta dei servizi che dà la Camera di Commercio, piomba questa soddisfazione al 30% quando si parla dei servizi dello Stato. Allora il telespettatore forse magari confonde anche il tipo di servizio che viene dato. Quando prima Biasioli faceva riferimento al costo delle Camere di Commercio, certo noi costiamo perché come tutti i lavoratori abbiamo un costo, ma il nostro è un costo basso, noi abbiamo un dirigente ogni 40 dipendenti, per quello, in Sicilia ce n'è uno ogni 3. Noi abbiamo uno ogni 40 dipendenti, non ce l'hanno nemmeno in Germania, in Austria questi numeri qua. Infatti forse non è compresa che cosa fa la valenza sostanziale. Sì, però ecco, il dato degli 81% di imprese che sono contente dei servizi è un dato oggettivo, quindi questo, poi c'è un 19% che non capisce, colpa nostra che non abbiamo parlato abbastanza. Noi al telespettatore diciamo ma venga a trovarci se possiamo dargli una mano, noi non abbiamo mai negato il nostro aiuto a nessuno. A nessuno. Se il telespettatore viene a trovarci a porte aperte e quindi volentierissimo quello che noi possiamo fare, che è nei nostri poteri, perché non è che siamo lo Stato noi, quello che è nei nostri poteri lo facciamo. Assolutamente, prego. Io aggiungerei che noi siamo preoccupati, come la maggior parte del Paese tra l'altro, perché in una situazione come questa è molto complicato fare una comunicazione che sia una comunicazione il più possibile oggettiva ovviamente, e che tenga conto di quelle che sono le condizioni nelle quali stiamo ognuno di noi lavorando. Purtroppo questa crisi ha messo in discussione anche i rapporti sociali tra individui, perché poi alla fine io credo che chi si trova nelle condizioni di dover chiudere perché la crisi non gli ha più permesso di portare avanti un'azienda, ovviamente è avvelenato rispetto alla burocrazia. Ecco, prendo l'esempio del signore che ha chiamato prima. Che non stanno risolvendo come problema. La cosa drammatica è che la medicina che stanno tentando di propinare agli italiani è quella di far ricadere le responsabilità sui dipendenti, mentre noi vorremmo, sommessamente vogliamo sempre, continuamente cerchiamo di dire che se per fare una carta d'identità, che è la cosa più semplice, ci si mette tutto quel tempo oppure si trovano degli intoppi,
Non è perché le leggi, perché il dipendente non è efficace nel suo lavoro, non è professionale, perché purtroppo le leggi non le facciamo noi, le leggi le fanno i politici. E allora la burocrazia, quella che vogliono abbattere, devono cominciare prima di tutto ad abbatterla, per esempio anche quando fanno un decreto legge, quando riescono a mettere delle frasi che sono contraddittorie l'una con l'altra, quando si fa fatica a interpretare gli articoli. Alcuni sono chiarissimi, quello sul taglio del 50% delle Camere di Commercio è chiarissimo, si dice si taglia il 50%, credo sia l'articolo più breve di tutto il DL 90, il decreto legislativo 90, quindi voglio dire, quando vogliono ci riescono. Ecco, è complicato, in questa fase storica è complicato anche tenere i rapporti con tutte le attività produttive, con i dipendenti, con chi non ha più il lavoro, con chi non ha più la casa. Mentre arrivavo qui sentivo che un signore di Padova si è ammazzato proprio stamattina perché ha avuto lo sfratto, probabilmente le ragioni erano anche altre, però voglio dire, anche adesso c'è una dimensione amplissima, si stanno allargando moltissimo gli sfratti. E non per finita locazione, no, perché non si riesce più a pagare l'affitto. Ecco, in questa situazione pesantissima bisogna che ci sia una certa organicità nei provvedimenti e bisogna soprattutto che siano condivisi, altrimenti poi ci si mette l'uno contro l'altro ed è la situazione peggiore nella quale ci si può venire a trovare e dove ovviamente riusciranno a sopravvivere solamente quelli che stanno già bene, perché poi la situazione è questa. Infatti io credo che questo sia l'approccio soprattutto per evitare la cosiddetta guerra tra poveri, capire ciò che ognuno può fare, sicuramente i dipendenti pubblici, in questo senso vado incontro a quello che ha detto il telespettatore poco fa, devono tutti farsi un esame di coscienza, dobbiamo in questi momenti di crisi essere totalmente al servizio di chi ha problemi, proprio per evitare anche drammi di questo tipo. Io giustifico anche magari la parolaccia o la rabbia che c'è nel telespettatore, uno non ne può perché più, uno non ne può più, uno è stufo, è stanco, ma anche noi siamo delle persone singole che abbiamo a che fare con la burocrazia, siamo mica lì messi su un piedistallo, tutti noi abbiamo famiglie, abbiamo parenti che dopo si scontrano con le difficoltà, quindi non è che i problemi siano di uno, i problemi ormai sono di tutti e proprio per questo ci vuole un approccio sociale diverso. Per esempio, una delle cose dove siamo stati criticati ancora ogni volta e sulle quali il governo sta facendo poco è la lunghezza della giustizia. Per esempio la giustizia, no? Una società deve avere giustizia, se non c'è giustizia non funziona. La giustizia è troppo lenta, noi abbiamo una giustizia più veloce, è un esempio e le Camere di Commercio si danno da fare anche in quello, anche se non sarebbe il nostro ruolo principale con la mediazione, l'arbitrato, si cerca di andare incontro. Io quello che vorrei che la gente capisse è che se noi tiriamo via quelli che sono gli enti locali dal territorio, vengono a mancare quei pochi interlocutori che la disperazione di alcune persone potrebbe invece trovare un minimo, diciamo, di raffronto e anche a volte di soluzione. Quando tu togli gli enti locali, togli i servizi pubblici essenziali. Pensi che negli ultimi 10 anni i governi che si sono susseguiti negli ultimi 10 anni hanno tagliato circa 90 miliardi alle autonomie locali. Ma questo vuol dire, tagliare dal basso, certo, ma questo vuol dire da un lato tagliare i servizi, perché evidentemente i comuni, ci sono comuni che stanno andando in dissesto, i comuni non riescono più a erogare i servizi o esternalizzarli e darli ai privati e sappiamo che spesso i servizi ai privati, io direi quasi sempre, costano di più e qualitativamente sono anche inferiori di quelli che eroghiamo noi come pubblico e dall'altro aumenta la fiscalità locale. È evidente, certo. Perché poi i comuni devono... La lancio come provocazione e poi andiamo subito in pubblicità, ma a questo punto, siccome si sta tagliando appunto gli enti, i comuni, poi adesso riceviamo anche notizie da altri ambiti, adesso anche l'agricoltura ha ricevuto meno finanziamenti, tutto quello che è la base sta soffrendo, voi delle Camere di Commercio, e là nei belli nei ministeri se ne stanno a pascere e ogni tanto arrivano questi dati sconvolgenti che dir si voglia, limati di 100-200 euro, però come si chiama, il portiere del Quirinale, anziché insomma, prendono cifre il barbiere, robe allucinanti, che non è il barbiere, proprio sono tutte figure non apicali che guadagnano tantissimo e che anche risultano ormai non essere neanche di aiuto. Perché non è la guerra tra poveri, lì veramente fare un'azione forte, partite dai ministeri, quindi un'azione di massa, di protesta anche dal punto di vista sindacale. La percezione che i cittadini hanno è che non si voglia proprio muoversi contro certe vette, che in realtà sono il vero male del nostro paese, perché il debito pubblico aumenta per certe ragioni. Io rilancio la provocazione, la lancio ai nostri telespettatori, pubblicità, pochissimi secondi, poi torniamo con voi.